Bella, cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi farò una bevanda dissetante buonissima, ginger bug e poi di conseguenza ginger beer. Curiosi? E allora, amo in cucina. Nel video precedente ho fatto vedere come faccio il ginger bug, adesso andremo a procedere col ginger beer. Tiriamo il ginger bug fuori dal frigo per mezz'ora 45 minuti, dopodiché lo svitiamo e dovrà fare questo rumore. Fatto ciò vuol dire che è pronto, possiamo fare un ginger beer. Togliamo dal contenitore un po' dello zenzero, il liquido che ci occorre, e teniamolo da parte. Ci servirà questa procedura anche per poter procedere appunto al famoso rinfresco del ginger bug, quello che si dovrà fare settimanalmente. Quindi una volta fatto ciò lo andremo poi a rinfrescare, quindi ne approfittiamo inserendo il cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di zenzero, e inseriamo la stessa percentuale di acqua in funzione al liquido che abbiamo tolto, misceliamo, tappiamo e far dormire per un'altra settimana in frigorifero. Il liquido che abbiamo tolto poco fa insieme allo zenzero lo andremo a filtrare e il contenuto lo andremo a mettere in una bottiglia ermetica, ma non prima di aver spremuto almeno mezzo limone. Se ne mettiamo uno è ancora più buono. Fatto ciò, mettiamo il tappo ermeticamente e mettiamo la bottiglia di lato, accanziamo. Possiamo adesso procedere con il taglio del ginger, quindi lo zenzero, chiamiamolo in italiano, con fettine regolari, quindi non eccessivamente piccole, non state lì a massacrarvi il cervello, e le andremo ad inserire all'interno di un tegamino non prima di aver messo un po' di acqua minerale naturale. Trasferiamo il tutto su un fuoco dolce e portiamolo ad ebollizione. Abbassiamo la fiamma ancora più piccolina e facciamolo sopravvivere per una ventina di minuti. Trascorso il tempo inseriremo lo zucchero, io ho usato zucchero bianco e otterrò un effetto di un liquido molto più chiaro. Se usate quello di canna verrà leggermente più scuro. Dopodiché filtreremo il tutto, dopo ovviamente farlo raffreddare, quindi portarlo a temperatura ambiente, e lo inseriremo all'interno della bottiglia dove precedentemente avevamo messo il ginger bug. Sigilliamo nuovamente la bottiglia, quindi tappiamola ermeticamente e mettiamola in un armadietto, insomma in un posto dove un beruna tanto un paccio, va, per 2-3 giorni, o comunque fino a quando al tatto, quindi toccherete l'estremità della bottiglia, palpeggiandola per così dire, e non sentirete che la bottiglia è parecchio turgida, vorrà dire che il gas si è formato e il nostro ginger beer è bello e che è pronto. Mettiamolo in frigorifero e poi sinfonia questo rumore. Versiamo in un bicchiere o in un contenitore o un più vi piace e passiamo all'assaggio, e vi posso assicurare che ad ogni sorso esclamerete un sontuoso "Bedamati!".